Siamo alla Casa delle Farfalle e oggi non parliamo di farfalle tropicali, ma bensì di questo splendido esemplare di macaone. Il macaone è una farfalla europea che troviamo comunemente nei nostri prati e ha una caratteristica molto interessante. Ha infatti degli occhi genitali. Sono strutture sensibili alla luce che però non sono in grado di cogliere nel dettaglio le forme e sono presenti in entrambi i sessi. Il maschio utilizza questi occhi genitali per poter controllare bene la fase dell'accoppiamento, che è molto delicata perché è un incastro. Alla fine del suo addome ci sono due valve, una sorta di pinza che devono afferrare nella maniera adeguata la parte terminale dell'addome della femmina. Per la femmina invece gli occhi genitali servono per controllare dove sta deponendo le uova. Ciao da Manuela e Francesco, questi sono gli sciottini di X vs Y, tutto quello che non sapevate per sapere sulla scienza della riproduzione. Ciao, siamo Manuela e Francesco. Perché bisogna dire quale di due è uno e l'altro. Io, Manuela, lui, Francesco. Hai fatto bene.